Presidente, parliamo di questa iniziativa, oggi la presentate alla stampa. Sì, giornata importante, finalmente siamo arrivati al momento della presentazione alla città, al territorio, alla provincia, momento in cui diamo conto di quello che è stato fatto fino a questo momento e presentiamo questo evento che si svolgerà il 30 ottobre al Teatro Pirandello alle 9 ad Agrigento e che vedrà questo evento ospiti autorevoli istituzioni del calibro dell'assessore regionale Marco Falcone, del sottosegretario Cancelleri, importanti dirigenti regionali. Ci è prevista la partecipazione del provveditore alle opere pubbliche della Sicilia e della Calabria, l'ingegnere Colabufo, e tantissimi stakeholders che hanno aderito, associazioni di categoria, club service, portatori di interesse, la Curia, la Prefettura, sono tutti praticamente sul campo a dare forza a questo importante evento che vede insieme la rete delle professioni tecniche, per la prima volta insieme qui ad Agrigento a parlare di infrastrutture, tema che evidentemente è di interesse pubblico. Tutti vogliamo sapere perché la provincia di Agrigento è stata dimenticata nel PNRR, vogliamo capire come proporre, cosa proporre e che impegno possono prendere le istituzioni giorno 30 nei confronti di questo territorio per colmare questo gap che va assolutamente colmato, appunto per risollevare tutta la provincia, la Sicilia sud-occidentale, per promuovere il turismo, per promuovere il commercio, perché riteniamo che Agrigento sia, la provincia di Agrigento sia la porta dell'Europa nel Mediterraneo. Senza lo sviluppo di questa provincia il resto d'Italia e l'Europa, secondo noi, perde tantissimo. Assieme a tutte le rete delle professioni della provincia di Agrigento, allora vogliamo stimolare con questo convegno le forze politiche affinché diano un contributo ad una rimodulazione dei fondi per il PNRR, perché diciamo che la Sicilia centro-meridionale, in particolar modo Agrigento, ne è rimasta fuori. Come geologi ribadiamo anche un'attenzione particolare a quelle che sono le problematiche dei cambiamenti climatici e connessi principalmente con il dissesto idrogeologico, perché dobbiamo capire che sono notizie quotidiane, ieri Siracusa, oggi Canicattì, che i problemi di esondazione, di alluvionamento partono da una cattiva programmazione e pianificazione del territorio. Quindi noi principalmente con questo convegno non vogliamo altro che stimolare la deputazione nazionale e regionale affinché siano attenzionate le problematiche inerenti alle infrastrutture e principalmente dare la possibilità alla provincia di Agrigento di crescere, non essere sempre il fanalino di coda di tutta l'Italia.